Approvata la graduatoria relativa al bando Connessioni, nuovi luoghi per l'innovazione, pubblicato dall'Assessorato regionale delle attività produttive. Una misura che stanzia circa 5 milioni e mezzo milioni in favore di quelle imprese che intendono intraprendere un percorso di modernizzazione sia nel modello di business sia nell'accesso a tecnologie avanzate. Sono 20 le proposte progettuali arrivate e, di queste, 10 sono state approvate e saranno finanziate. Altre 2, pur essendo ritenute valide, sono state escluse al momento per esaurimento di risorse. Con questo provvedimento, afferma il governatore Schifani, diamo spazio all'innovazione, per aumentare la produttività, migliorare l'efficacia e rendere la Sicilia sempre più attrattiva rispetto alle nuove esigenze dei mercati. Una misura che rientra nel pacchetto Competitività Sicilia con il quale contiamo di dare un sostanzioso contributo allo sviluppo e alla creazione di nuova occupazione. Le agevolazioni a fondo perduto sono pari al 65% dell'investimento. Il contributo è erogato per realizzare o sviluppare luoghi di innovazione, fisici e virtuali, come incubatori, acceleratori, spazi di coworking, dedicati all'insediamento di nuove imprese e in grado di offrire supporto imprenditoriale, attività di networking, consulenze sul modello di business, accesso a servizi e tecnologie avanzate. L'avviso rientra nel pacchetto di misure Competitività Sicilia, varate dal governo Schifani per sostenere la crescita del sistema produttivo siciliano.